Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Poco dopo le 6 di oggi, lunedì 5 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Altini a Favaro Veneto per un'auto finita contro un palo dell'illuminazione pubblica. Dopo la perdita di controllo da parte della conducente è rimasta ferita. I pompieri, arrivati da Mestre con 2 mezzi, tra cui l'autogru, hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto la donna, che è stata presa in cura dal personale del SUEM per essere trasferita in ospedale. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del sinistro. E un'ora prima dell'alba i vigili del fuoco sono intervenuti in via Caude Sora ad Annone Veneto per l'incendio di una pompeiana al 4º piano di un condominio. Le squadre dei pompieri, arrivati dal distaccamento di Portogruaro in Motta di Livenza con 2 autopompe e un'autobotte e 10 operatori, sono riusciti a spegnere le fiamme, evitando la propagazione dell'incendio all'interno dell'abitazione. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate alle ore 7. L'acqua non è un bene illimitato, dobbiamo gestirla in modo oculato ed efficiente. Grazie dunque al Comune di Venezia che ci ha invitati a presentare la situazione a 3 commissioni consiliari. Speriamo sia il primo passo per affrontare in modo sinergico e collettivo il problema siccità. Federica Senno, presidente di CIA Venezia, si è espressa così lunedì mattina durante la seduta della 4ª commissione, allargata alla 5ª e alla 9ª, presente l'assessore Renato Boraso. A supporto dell'ordine del giorno presentato, CIA Venezia ha portato alcuni dati che potete leggere nel nostro sito notizieplus.it. E si sono da poco concluse le votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali della Zignago Vetro. La FEMCA CISL aumenta il numero di delegati eletti, passando da 3 a 4. Noi, dice la FEMCA CISL Venezia in una nota ufficiale, ci impegneremo per lavorare in termini unitari, ma saremo senz'altro ancora critici in tutte quelle situazioni dove gli interessi delle maestranze saranno collocati dalla parte del più forte, unitari, perché crediamo che solo uniti si possano ottenere buoni risultati per tutti i lavoratori e di conseguenza anche per la continuità produttiva dell'azienda. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.